Il consigliere comunale Montanariello ha portato all'attenzione l'ortomercato di Chioggia dopo le difficoltà emerse in Opo Veneto, organizzazione dei produttori agricoli che detiene il 37% delle quote di Chioggia Ortomercato del Veneto, una quota importante che garantisce all'azienda di operare in forma privata. Il comune di Chioggia ha il 40% delle quote azionarie. Se venisse a mancare Opo Veneto ci sarebbero cambiamenti per quanto riguarda il futuro di Chioggia Ortomercato e secondo il consigliere ci saranno due importanti nodi da sciogliere, come bilanciare la struttura societaria in assenza di un socio che garantiva la maggioranza ai privati e in secondo luogo se esiste una visione politica per preservare l'occupazione e il settore associato al mercato di Brondolo. Secondo Montanariello l'amministrazione comunale deve prendere importanti decisioni riguardanti il mercato per il suo futuro, se deciderlo pubblico o privato. Montanariello ha concluso sottolineando: a riprendere delle attività è necessario istituire immediatamente una commissione per affrontare questa questione con urgenza. Dobbiamo convocare un tavolo di discussione che coinvolga tutti gli stakeholder coinvolti. Il futuro del mercato di Brondolo e la tutela dell'occupazione rimanente devono essere priorità assolute e non possiamo permettere esitazioni da parte del Comune di Chioggia. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com.